Oggi si presenta la relazione semestrale 2019 da parte della DIA, ecco un consuntivo di ciò che è stata la vostra attività. Noi abbiamo svolto un'attività di analisi sul territorio della provincia di Agrigento per quanto riguarda il rischio mafia e quindi abbiamo, sulla base di quelli che sono i dati del primo semestre 2019, acquisito informazioni utili che hanno consentito di proporre un documento di analisi che è confluito per il tramite del nostro Ministro dell'Interno al Parlamento. Si tratta di un documento che mette in risalto le principali minacce sul territorio per quanto riguarda l'esistenza di consorterie mafiose. Cosa Nostra continua a essere la più importante e più pericolosa, ma anche la Stidda si mostra particolarmente vivace sul territorio. Ciò che si evidenzia particolarmente alla luce delle più importanti operazioni di contrasto nel semestre di riferimento è che ancora oggi i soggetti appena scarcerati sono quelli che maggiormente tendono a riappropriarsi dei vuoti per quanto riguarda le leadership e quindi di ricostruire o avviare nuovamente il sistema criminale. Oltre a questo si assestano come principali canali di finanziamento le estorsioni e l'usura, cui seguono, ma con grande importanza dal punto di vista delle liquidità, anche il mercato dello stupefacente e anche quello dei giochi e delle scommesse clandestine. In sostanza abbiamo un territorio che è molto vulnerabile al fenomeno mafia, lo è non tanto perché la mafia oggi è forte dal punto di vista del suo ambito militare, quanto piuttosto perché è molto resiliente dal punto di vista economico e soprattutto negli ambiti identitari. Esiste una tradizione mafiosa, noi la rileviamo e l'abbiamo rilevata anche nelle ultime operazioni di contrasto, per cui ancora oggi il soggetto considerato dalla vulgata come capomafia è un soggetto al quale ci si rivolge per la composizione di dissidi o per tutta una serie di aspetti il cui contrasto o la cui regolamentazione spetta allo Stato. Due le operazioni di riferimento? Le operazioni di riferimento sono l'operazione Kerkent, che è stata condotta dalla sezione investigativa della sezione DIA di Agrigento, e l'operazione Assedio. Sono delle operazioni che differenti tra loro, ma che ci restituiscono appunto il dato di una, ripeto, forte criminalità organizzata sul territorio.